Titoli innovativi ma anche classici e della tradizione veneta che vogliono emozionare e far riflettere nello stesso tempo. Ha un volto e carica nuova il Teatro Stabile del Veneto per la stagione 2010-2011, quella di Alessandro Gasman, attore, regista e neodirettore artistico. Sarà proprio lui ad aprire il cartellone il 2 novembre prossimo con un viaggio surreale e ironico sulle debolezze umane e sui grandi dilemmi della vita con Immanuel Kant di Thomas Bernhard, anticipata da un'innovativa stagione parallela ad ottobre nel ridotto del Teatro Verdi, dove si contenderanno il primo posto 8 formazioni teatrali venete giudicate da una giuria popolare formata da studenti delle superiori ed universitari della città. Ma io credo che sia una grande novità, ad esempio l'arrivo di Pippo Del Bono qui a Padova, e sono curioso di vedere come reagirà il pubblico padovano. eh, e, e poi Almodovar, credo questa coproduzione col Teatro di Parma con una grande attrice come Elisabetta Pozzi, è un'altra coproduzione nostra, col Teatro Eliseo, che è l'Erodiade con Maria Paiato, portano al centro di questo palcoscenico a Venezia due straordinarie attrici ed era inevitabile che da attore, prima che ancora che regista, spingessi su questo pedale, appunto sulle grandi capacità attoriali che il nostro paese ha, e mi fa piacere che siano due donne in particolare. Novità della stagione, arriva dal cinema al teatro Tutto per mia madre con Elisabetta Pozzi, Erodiade di Giovanni Testori con l'attrice veneta Maria Paiato. Non manca il tocco regionale con Sei nose matti non li volemo di Giuseppe Emiliani o la particolare riscrittura shakespeariana di Monio Vadia del Mercante di Venezia. Di Goldoni il Teatro Stabile proporrà il Bugiardo e Anna Finocchiaro nella Ciociara di Alberto Moravia. È chiaro che un taglio alla cultura è molto grave in un paese come l'Italia, io mi auguro che siano fatti con intelligenza, se verranno fatti in maniera drastica, ma sono convinto che riusciremo a far arrivare, il nostro obiettivo è far arrivare emozioni al pubblico, e se dovremo farlo con meno soldi lo faremo con meno soldi.